Buonasera a tutti. Prima di iniziare, intanto vi do il benvenuto e do subito la parola al preside, Don Mario Farci, che ci dà lui il benvenuto a sua volta. Ecco, quindi grazie. Buon pomeriggio, ribadisco il benvenuto a tutti e tutte voi. Procediamo nel nostro ciclo che vede in relazione la Bibbia e i saperi. Questo è il secondo incontro di questo ciclo. Il primo si è incentrato sulla relazione tra la Bibbia e la letteratura. Quest'oggi procederemo con la Bibbia e la filosofia. Vengo da un congresso internazionale che si è concluso qualche giorno fa sul futuro della teologia. E una delle acquisizioni che è stata ribadita e approfondita in questo congresso è proprio il carattere relazionale che ha la teologia. La teologia si fa in un contesto. La teologia non è una scienza a sé stante, ma cammina insieme con altre scienze, altri aspetti del sapere, che si tratti della musica, della letteratura, dell'arte o della filosofia, non importa, certo cambierà la relazione. E quella appunto con la filosofia è una relazione storica. Si è sempre classicamente detto che la filosofia è l'ancella della teologia. Oggi fortunatamente abbiamo capito che non si tratta di un servizio della filosofia alla teologia, ma che la teologia è impregnata di filosofia. Non si può fare teologia senza filosofia, e forse anche la teologia è parte integrante almeno di qualche aspetto della filosofia stessa. Su questi temi, in maniera certamente più circoscritta ma anche più concreta, si soffermerà il professor Vinci. Io cedo senz'altro la parola nuovamente a Don Castangia per presentarlo. Ecco, allora sono molto contento di questo incontro che abbiamo organizzato stasera. Il tema di oggi, appunto, come diceva già il preside, appunto, è la Bibbia e la filosofia. In modo particolare, il professor Vinci, che ho il piacere di presentarvi per chi non lo conoscesse, lui in realtà è professore associato FIA in facoltà teologica, quindi qui non è certo un ospite da queste parti, ci parlerà della scrittura come parola che viene detta, ovvero Bibbia e filosofia del dialogo. Do subito la parola al professore ringraziandolo tanto della sua disponibilità. Grazie. Buonasera a tutti. Quella tra Bibbia e filosofia è una relazione antica, è sempre nuova, da sempre, dai primi secoli del cristianesimo, la filosofia si è confrontata con la scrittura nella tarda antichità, nel Medioevo, nel Rinascimento, nella modernità, nella contemporaneità, sia da un punto di vista più, per così dire, atmosferico. In questo il sapere filosofico ha condiviso quanto è proprio della cultura occidentale. Come ha detto il professor Castangia in apertura di questo ciclo di incontri l'anno scorso di Verbum Domini,
contributo che è disponibile anche online sul canale YouTube della facoltà, si trova anche qui pubblicato in questo volume che trovate qui, è il primo contributo. Il professor Castangia ha mostrato come la scrittura sia entrata nel DNA della cultura occidentale, sia dal punto di vista già del linguaggio che noi utilizziamo, e il linguaggio, la parola è lo strumento fondamentale del pensiero, sia dal punto di vista, diceva il professor Castangia, dell'arte e della letteratura. Questo coinvolge anche il sapere filosofico, da un punto di vista per così dire atmosferico. Poi ovviamente c'è un confronto più profondo che riguarda il sapere filosofico stesso nelle sue varie declinazioni, per esempio nella metafisica, nell'etica, nella gnoseologia, cioè far entrare il sapere biblico all'interno dell'argomentazione filosofica stessa, tenendo presente che la Bibbia non è un trattato di filosofia. Questo però è un mare, questo tema del rapporto tra Bibbia e filosofia è un mare nel quale io non naufragherei, non è dolce naufragare in questo mare, quindi io preferisco, e questa è la proposta che faccio qui, circoscrivere, delimitare il fuoco della nostra attenzione ad un caso molto preciso, ad un episodio ben delimitato, che è la traduzione che due filosofi del Novecento, tra i massimi filosofi del Novecento, cioè Martin Buber e Franz Rosenzweig, l'opera che loro hanno fatto di traduzione della Bibbia ebraica, cioè dell'Antico Testamento, dall'ebraico al tedesco. Perché quando un filosofo fa qualcosa, lo fa sempre con una certa dose di complessità. Quindi anche questi due filosofi, nel tradurre il testo biblico, hanno portato dentro la complessità del loro pensiero. In particolare, quello che io vorrei qui condividere con voi non è tanto l'aspetto filologico, tecnico della traduzione, ma quello appunto filosofico e in particolare antropologico, cioè vorrei mostrarvi come la traduzione che fecero Buber e Rosenzweig porta con sé una certa idea di uomo inteso come persona, quindi ha una ricaduta di tipo antropologico. Innanzitutto, come nasce questa traduzione? Poi vi darò un saggio di questa traduzione, vi darò un saggio di una traduzione in traduzione italiana, per far intendere un po' qual è l'idea e chiederò anche il vostro intervento, come dire, vi coinvolgerò attivamente, quindi aspettatevi, ho preparato qui il microfono, non vi potrete sottrarre, perché questa traduzione vedremo come porta esattamente a questa dimensione qui, senza far violenza a nessuno sarà obbligato, ma caldamente invitato. Marco, cosa dice? Nel 1925, quindi quasi un secolo fa, perché è quasi un secolo, siamo quasi alla scadenza, nel 1925 un editore cattolico tedesco, Schneider, chiede a Martin Buber di tradurre la Bibbia ebraica, l'Antico Testamento, lui dice, dall'ebraico in tedesco. Martin Buber è austriaco, quindi in tedesco. Quando Buber riceve questa richiesta, Buber nel 25 era già un filosofo affermato, aveva già scritto Io e tu, che è la sua opera di riferimento, era un personaggio di spicco della cultura non solo tedesca, sì, ma europea. È un personaggio, non mi soffermo su chi era Martin Buber, ma è un personaggio importante della prima metà del Novecento. Quando Martin Buber riceve questa proposta, ha due reazioni opposte. La prima è di profondo stupore, perché è come se, non so, l'Einaudi andasse dal professor Castangia e dicesse, caro professore, mi traduce
l'Antico Testamento dall'ebraico in italiano. Dice, ma è una proposta, è come dire, voi immaginate, straordinariamente impegnativa, cioè qualcosa che dice, ma non è possibile. Cosa mi state chiedendo? È qualcosa che va al di là delle capacità di una singola persona e che certamente significherebbe un impegno enorme. Teniamo presente che Martin Buber è una figura estremamente impegnata su tantissimi versanti. Ma Martin Buber è un filosofo del dialogo, uno dei principali filosofi del dialogo, tant'è che la sua opera di riferimento si chiama Io e tu. Ora, Martin Buber è convinto di una cosa, e la dice più volte, che se qualcuno in un certo momento viene da me e mi fa una certa richiesta, che tocca determinate corde, io non posso semplicemente dire no, non mi interessa. Perché un editore cattolico negli anni 20 viene da me, che sono un ebreo, Martin Buber è di origini ebraiche, e mi chiede di tradurre dall'Antico Testamento, dall'ebraico, in tedesco, cioè in una lingua contemporanea. Perché me lo sta chiedendo? Posso io rifiutarmi? Posso io sottrarmi quando una persona viene da me e mi fa una certa richiesta che tocca delle corde profonde? Posso farlo? Lui l'ha sentita così, la cosa. Quindi da una parte no, certamente no, lo chiede ad un altro, dall'altra perché proprio io? Cioè era un segno, lui lo vide come un segno, a cui non era giusto sottrarsi, almeno non con leggerezza. Si confrontò con un caro amico, filosofo, uno dei maggiori filosofi della prima metà del Novecento, Franz Rosenzweig, che è un autore, un filosofo straordinario, che era amico, collega e con il quale si era già confrontato sul tema della traduzione, sul significato della traduzione. Già, infatti, negli anni 20 questi due autori dicevano, vi leggo un testo in cui Buber dice, si interrogava prima di ricevere questa richiesta, lui si chiedeva, la scrittura è traducibile? È già effettivamente tradotta? Cosa rimane adesso da fare? Poco, molto? La cosa decisiva? Come la si può fare? In rapporto attivo con un'opera classica di traduzione? In un nuovo inizio che è del temerario, cioè inizio a tradurre la Bibbia su altri principi nuovi? L'epoca offre spazio e respiro per questo nuovo inizio? La vocazione, la forza, l'aiuto, l'orecchio e soprattutto come va tradotta la scrittura, come va tradotta in quest'epoca, cioè oggi. L'oggi di cui parla qui sono gli anni 20 del Novecento. Anni, voi immaginate ancora, non si ha ancora idea di quello che accadrà, del cataclisma che accadrà, cioè il nazismo e la guerra. Su questa base, sulla base di queste domande, Rosenzweig e Buber si confrontano e decidono di accettare. Quindi accetta e di fatto il lavoro viene assunto per la maggior parte proprio da Martin Buber perché Rosenzweig dall'inizio degli anni 20, iniziò a soffrire di SLA. Quindi subì una progressiva paralisi, nonostante la sua mente sia rimasta lucidissima fino alla fine e sia riuscito a scrivere attraverso dei marchingegni piuttosto complicati, sia riuscito a scrivere delle opere straordinarie, ma di fatto poi il grosso del peso finì su Martin Buber, tant'è che Rosenzweig muore nel 29. Proseguirà attraverso alterne vicissitudini, poi c'è il nazismo, c'è la seconda guerra mondiale, Buber riprenderà dopo la seconda guerra mondiale e finisce il lavoro nel 1961. L'aveva iniziato nel 25, lo finisce nel 61. Muore nel 65, Buber muore nel 1965 e noi sappiamo che tra gli ultimi appunti trovati nella scrivania di Martin Buber c'erano
degli appunti, appunto delle notazioni sulla traduzione, come dire, sentiva la necessità di tornare ancora su una traduzione che era un compito infinito. Come intrapresero questa traduzione? La prima cosa che loro fecero come idea fu quella di lavorare sulla traduzione di Martin Lutero, che è una traduzione classica tedesca, rivedendola dove era necessario. Ben presto si accorsero che questa soluzione era impraticabile, non si poteva cambiare qualcosa di classico ormai, che aveva una sua fisionomia ben precisa. Quindi decisero di iniziare dall'inizio, quindi iniziare ex novo. Da dove iniziarono? Da Genesi 1:1. Iniziarono dall'inizio, Bereshit. E vi leggerò l'inizio e vi chiederò, quindi pronti, Suor Assunta, chiederò anche a lei. Ora, questa traduzione fu un esercizio dialogico a più livelli. Innanzitutto fu un esercizio dialogico perché i due partner, io e tu, innanzitutto è assunto da due lingue, cioè la lingua ebraica e la lingua tedesca. Ora, io penso che sia difficile pensare a due lingue, professor Castagna che conosce bene entrambe, credo che sia difficile pensare a due lingue più distanti, cioè sono veramente agli antipodi, perché quanto è concreta, diretta, come dire, quasi materica l'ebraico, compatta, quanto invece è astratta, è la lingua dei filosofi per eccellenza, è la lingua tedesca. Quindi far dire al tedesco ciò che dice l'ebraico è già un incontro importante, è già una messa in dialogo di un io e un tu piuttosto distanti, un esercizio dialogico già in questo. Ma ovviamente l'ebraico porta con sé, non è semplicemente la lingua ebraica, porta con sé un mondo, una mentalità, una visione, quella dell'orientale, diciamo medio orientale, mentre il tedesco è una lingua occidentale, europea, e quindi qui abbiamo l'incontro anche qui tra due culture, due mondi. E ancora è una forma dialogica tra due religioni che hanno un campo, un terreno comune, ebraismo e cristianesimo. E ancora, tra i molti elementi di dialogo, il dialogo tra due amici, due colleghi, due amici, cioè Rosenzweig e Buber. Non dobbiamo dimenticare che quest'opera almeno nasce, quindi l'imprinting è quello di un'amicizia, cioè di due persone che si confrontano, quindi non è l'opera di una persona e non è l'opera di un'equipe, quindi di più persone, ma di due persone che si confrontano. Questo almeno all'inizio, perché poi di fatto, come si diceva, il compito venne assunto totalmente dallo stesso Martin Buber. Ora, la scelta di Buber e di Rosenzweig nel tradurre la Bibbia ebraica, cioè quindi l'ebraico, fu quella. Allora, il traduttore, se avete pratica se avete praticato la traduzione, che è una pratica straordinaria, io invito, dove è possibile, a fare esercizi di traduzione, da qualsiasi lingua a qualsiasi lingua, perché è un esercizio straordinario, bisognerebbe praticare la traduzione, imparare a mettere a confronto due lingue, cercare di dire quello che viene detto in una lingua, cercare di dirlo in un'altra. Ora, quando uno traduce, ha due possibilità, adesso dette in maniera piuttosto semplice. La prima possibilità è di pensare alla lingua d'arrivo. Spesso si fa così, cioè io traduco dall'ebraico pensando all'italiano e quindi ho l'italiano in testa. Se io spingo molto in questa direzione, a un certo punto l'originale non c'è più, c'è solo il destinatario, cioè l'italiano. Se invece io spingo verso l'altra direzione, cioè faccio sentire l'originale, allora ne soffre la lingua d'arrivo, cioè ne soffre per esempio l'italiano, perché lo costringo a delle costruzioni, a delle soluzioni che suonano strane.
Quindi nel primo caso italianizzo o germanizzo l'originale, nel secondo caso invece faccio sentire l'originale. Ora, la scelta che Buber e Rosenberg fanno è esattamente la seconda, cioè fanno sentire volutamente nel tedesco, fanno sentire volutamente l'origine ebraica. Quindi forzano intenzionalmente il tedesco perché si senta che sta parlando una lingua che viene da un altrove. Questa è la loro scelta, sono diverse possibilità. E dice, vi leggo un testo di Rosenzweig, dice, sentite un passaggio straordinario, chi ha qualcosa da dire lo dirà in modo nuovo. Chi ha qualcosa da dire lo dirà in modo nuovo. Egli diventa un creatore di lingua. Se ho qualcosa da dire, creo la lingua. Guardate che... Dopo che lui ha parlato, la lingua ha un volto diverso da prima, perché aveva qualcosa da dire. Se ho qualcosa da dire, la lingua viene rinnovata. Il traduttore si fa portavoce della voce straniera, sentite questo, no? Che egli rende percepibile oltre l'abisso dello spazio e del tempo. Se la voce straniera ha qualcosa da dire, vedete, torna questo, se la voce straniera ha qualcosa da dire, allora la lingua dopo deve di necessità apparire diversa da prima. Questo risultato è il criterio per riconoscere se il lavoro del traduttore è stato eseguito a dovere. E non è possibile in alcun modo che una lingua dentro la quale e per il cui tramite Shakespeare, Isaia o Dante, questo Rosenzweig mette Dante, professor Vinti, Dante, hanno realmente parlato, quindi, e non è possibile in alcun modo che una lingua dentro la quale, per il cui tramite Shakespeare, Isaia, Dante hanno realmente parlato, non ne sia rimasta neppure sfiorata. Essa esperirà un rinnovamento. Vedete quest'opera di traduzione? Traduco un testo in un'altra lingua, nella mia lingua, la mia lingua, siccome quello da cui ho preso aveva qualcosa da dire, la mia lingua esperisce un rinnovamento. Quindi essa esperirà un rinnovamento proprio come se un nuovo locutore si fosse levato al suo interno. E poi dice sempre Rosenzweig, che è un autore, vi dicevo, geniale, non facile. Dice, tradurre significa servire due padroni. Nessuno dunque ne è capace e quindi, come tutto ciò che nella teoria nessuno è in grado di fare, nella prassi è poi il compito assegnato a ciascuno. Tutti devono tradurre e ognuno lo fa. Chi parla traduce dalla sua opinione in ciò che si attende che l'altro possa capire. Non però un altro generico impreciso, bensì questo altro determinato che gli vede di fronte a sé e i cui occhi di volta in volta si spalancano o si chiudono insonnoliti. Io spero sia più la prima che la seconda nel mio caso. Chi ascolta traduce nella sua comprensione le parole che risuonano al suo orecchio, cioè più in concreto le traduce nella lingua della sua bocca. Ognuno ha la sua propria lingua, o meglio, ognuno avrebbe la sua propria lingua se si desse davvero un parlare monologico e se il parlare non fosse già tutto un parlare dialogico in quanto tale un tradurre. Cioè lui dice, Rosenzweig, che già noi, quando parliamo tra un io e un tu, traduciamo. Compiamo continuamente un'opera di traduzione. Ma lui dice, guardate, il passaggio fondamentale è questo. Chi parla traduce dalla sua opinione in ciò che si attende che l'altro possa capire, come sto cercando di fare io in questo momento con voi, no? Non però un altro generico impreciso, cioè un ascoltatore ideale. Mi sto rivolgendo a un tu ideale, mi sto rivolgendo a voi. Quindi non però un altro generico impreciso, bensì questo altro determinato che egli vede di fronte a sé. Quindi quando noi siamo in relazione, quando lui è in relazione col tu, quando io sono in relazione con te, di necessità compio un'opera di traduzione continua. Quello che intendo dire lo modulo
lo sintonizzo su quello che vedo che sta accadendo sul tuo volto. Cerco di capire la comprensione dell'altro e tu rispondi, mi aiuti a mettere in sintonia quello che sto dicendo. È una sintonia che va continuamente rimodulata, che posso perdere. Non so se riesco a... che continuamente l'io e il tu devono stare attenti l'uno all'altro perché non sia una finzione di dialogo, perché non finisca che io parli a me stesso e tu parli a te stesso, quindi sono due monologhi. Perché questo non accade, è necessaria quest'opera continua di traduzione, come se il mio italiano fosse diverso dal tuo italiano, questo è un po' paradossale, però come se il mio italiano fosse un altro italiano. Allora, io ti dico una parola, ma un attimo, questa parola l'ho detta in questo senso, dice, ma intendevi questo? No, non esattamente. E questo lavoro di traduzione continua. Quindi vedete, l'opera traduttiva è già nella relazione dialogica, è già interna al tra l'io e il tu. Ovviamente nel caso di Buber e di Rosenzweig questo viene portato nella traduzione del testo. Ora, qual è il principio fondamentale? E qui arriviamo all'aspetto che mi premeva sottolineare qui con voi. Qual è il principio fondamentale della traduzione di Buber e di Rosenzweig? Il principio fondamentale è che loro traducono il testo biblico perché sia letto ad alta voce. Il principio fondamentale della traduzione di Buber e di Rosenzweig, l'idea iniziale, l'intuizione iniziale che fu condivisa dai due, è difficile dire chi l'ha avuta, entrambi ebbero questa intuizione fondamentale alla quale Buber si attenne fino alla fine, fu quella di tradurre il testo affinché fosse letto a voce alta, per una lettura sonora, non per una lettura oculare, ma per una lettura sonora. E su questo vorrei ritornare perché poi lo vedremo. Il testo di, se voi vedete come l'aspetto che ha, è molto distante dalla nostra Bibbia. La nostra Bibbia, se voi la guardate dal punto di vista tipografico, è molto compatta, avete presente? Cioè il testo riempie completamente tutta la pagina, i margini sono molto stretti, c'è una compattezza, non c'è spazio se non il minimo per capire la differenza. No? La Bibbia di Buber Rosenzweig prende diversi volumi perché loro hanno calcolato il tempo di cui ho bisogno e quindi il tempo di cui ho bisogno per pronunciare quella certa, adesso farò degli esempi, per pronunciare la frase, in maniera tale che la capo corrisponde alla presa di respiro. Quindi ogni volta che c'è una presa di respiro, che da loro viene calcolata, si va a capo. Quindi se voi guardate la traduzione, apparentemente può sembrare una sorta di poesia metrica libera, in apparenza. In realtà non è così, cioè non è una poesia, però l'aspetto, se voi lo vedete, è quello di una frase più o meno lunga, calcolando quanto un respiro umano naturalmente, cioè senza forzature, riesce a pronunciare, poi farò degli esempi, dopodiché si va a capo. Una traduzione che loro definiscono colometrica, dove il colon, il cola, sono proprio queste partizioni del testo calcolate sulla presa di respiro, qualcosa di musicale, per così dire. Perché voi sapete che anche il compositore calcola le prese di respiro, sa dove l'esecutore deve prendere il respiro. Quindi una traduzione che anche visivamente ha molto spazio bianco, c'è tanto spazio vuoto. Questo spazio vuoto che cos'è? È il respiro. E il respiro è una delle parole chiave, poi ci tornerò su questo, è una delle parole chiave dell'antropologia di Buber e di Rosenzweig, perché il respiro è una delle accezioni della parola nefesh, cioè anima. Ma su questo vorrei tornare. Ora, io vorrei darvi due esempi della traduzione di Buber-Rosenzweig. Il primo esempio, ho cercato i propri esempi
forti. Uno è Esodo 3,14, quindi il nome di Dio, come Buber e Rosenberg traducono il nome di Dio. E il secondo esempio è l'inizio di tutto, quindi in principio, i Genesi 1.1. Iniziamo da Esodo 3,14, cioè il nome di Dio, come traducono il nome di Dio. Ora, secondo Buber e secondo Rosenzweig, Yahweh, che è il nome impronunciabile per gli ebrei, loro lo interpretano come un suono originario, che spiegano così: Yah è O, stupore, è lo stupore, O. Hu, Yahu, è egli, O, egli. Quindi è un nome che loro interpretano come un nome puramente orale, come l'esclamazione di fronte a una presenza che si manifesta. Come dire, eccolo, è lui. Oh, eccolo, egli. Un nome che è interamente in relazione con una presenza che si manifesta. Così interpretano il sacro tetagramma. Ora, qual è il senso di Esodo 3,14? Qui saprete che su questo tema è stata scritta letteratura, no? Chi sei, che Dio sei, qual è il tuo nome? No? Il popolo chiede, che Mosè chieda chi sei. E lui risponde, Dio risponde in ebraico è Eje, Asher, Eje. Eje, Asher, Eje. 3 parole, Eje, Asher, Eje. Queste 3 parole una biblioteca grande quanto questa Aula Magna non conterrebbe le cose che sono state scritte su queste 3 parole, Eje, Asher, Eje. Ora, tale espressione, che è tradotta io sono colui che sono, viene spesso intesa come una definizione di se stesso da parte di Dio come l'essere eterno, immutabile e atemporale. Questa è un'accezione. Un'altra è il rifiuto della domanda, perché è temeraria. Io sono colui che sono, è come dire non pretendere di sapere chi io sono, di chi io sia. Qui Rosenzweig si pone questa domanda, dice: che senso avrebbe per degli infelici, degli avviliti, gli israeliti, una lezione sull'esistenza necessaria di Dio, come se Dio fosse un cattedratico, dice adesso ti spiego l'esistenza necessaria di me. No? Essi, come il loro esitante condottiero, Mosè, hanno bisogno di una rassicurazione sull'essere presso di loro di Dio, ma a differenza del condottiero che lo apprende dalla bocca stessa di Dio, ne hanno bisogno nella forma di un'illuminazione dell'antico nome di cui avevano perso il significato. Così dall'insieme narrativo è giustificata solo una traduzione che non spinga in primo piano l'essere eterno, ma l'essere presente, l'essere per voi, presso di voi e continuare ad esserlo in futuro. E come traducono il passaggio così. Adesso vi leggo la traduzione italiana della traduzione Buber-Rosenweig, che ovviamente è in tedesco, traduco in italiano. Dio disse a Mosè: io sarò presente come colui che sarò presente. Io sarò presente come colui che sarò presente, che in tedesco suona Ich werde da sein, als der ich da sein werde. Io ci sarò così come ci sarò. E disse: così devi dire ai figli di Israele: io sono presente, ich bin da, io ci sono, letteralmente io ci sono, mi invia a voi. Quindi come interpretano questi due traduttori, Buber e Rosenzweig, le Ye, Asher e Ye? Il primo Ye
io ci sono è la rassicurazione della presenza di Dio accanto al suo popolo. Io ci sono, io sono presente, io sono accanto a te, io ti accompagno, io ti sostengo, sono qui. Als der, così come io sono presente. Questo così come è nel modo in cui io decido di essere presente. Cioè il modo in cui io sono presente a te non sta a te deciderlo, ma sta a me. Quindi la prima parte assicura la presenza, la seconda parte ti dice tu mi devi cercare nella presenza. Io sono accanto a te, ma mi devi cercare. Mi devi cercare nella presenza, che è un po' un cortocircuito, però vedete che è un sottrarsi di io al possesso, che è un po' adombrato anche nella richiesta del nome, perché questo lo si dice biblicamente, anticamente, se io possiedo il nome di qualcuno lo posso manipolare, se io conosco il suo nome lo posso manipolare. Qui invece c'è l'idea, ti dico il mio nome, ma il mio nome si sottrae al tuo possesso. Il mio nome è sono presente, ma nel modo in cui io sono presente mi devi cercare nella presenza. Questo spiega anche il motivo per il quale Buber e Rosenzweig traducono il tetragramma non come il Signore, non come l'Eterno, ma come io, quando Dio parla di se stesso, tu, quando il discorso si rivolge a Lui, Egli, quando si parla di Lui. Quindi loro sistematicamente traducono la parola Yahweh, la traducono con io, se Dio parla di se stesso, tu, se mi rivolgo a Lui, Egli, se si parla di Lui. Vedete? Riportandola all'idea della presenza. Questo è l'esempio di, di Esodo 3,14. Ora invece vorrei farvi l'esempio di Genesi 1,1 per farvi vedere cosa significa una lettura che è una lettura sonora. Innanzitutto io adesso leggo la traduzione CEI, e qui prepariamo anche il microfono. Io leggo prima di tutto la traduzione CEI e poi leggo la traduzione Buber-Rosenzweig in traduzione italiana, quindi per cercare un po' di rendere l'originale della traduzione. Quindi leggo prima l'una, poi l'altra, dopodiché chiedo a voi le vostre impressioni, cioè che impressioni avete, che differenza c'è tra una e l'altra. Il testo di partenza è lo stesso, è sempre l'ebraico quello, ma come vedremo il risultato è molto differente. Quindi chiederò a voi di dirmi, di dirci, condividere con noi le impressioni, cioè che differenza notate, in che cosa, che differenza. Allora io rispetterò, quando leggerò Buber e Rosenzweig, rispetterò le prese di respiro, perché come potete vedere il testo, vedete come si presenta, con gli a capo, e gli a capo sono come nella partitura musicale, sono delle prese di respiro. Quindi io qui devo prendere respiro, poi ci sono delle righe vuote e queste indicano evidentemente un respiro più lungo, quindi una pausa più lunga. Quindi leggo prima il testo della traduzione CEI e poi la traduzione della traduzione Buber-Rosenzweig. Dopodiché chiederò a voi, preparatevi, Massimiliano, anche a te chiederò a voi le vostre impressioni. Cosa vi sembra, se c'è differenza? Roberto, anche a te chiederò, mi raccomando. Leggo prima CEI e poi Buber-Rosenzweig. Anche a Mario. Allora, io leggo, cerco, ovviamente, guardate, siccome sto leggendo a voce alta, io cerco di leggere in maniera senza enfasi, cioè come leggerei, cosa vi posso dire, se fosse una lettura, senza una particolare enfasi. Poi è chiaro che ognuno, su questo ci torneremo, quando io leggo ad alta voce necessariamente risuona una modalità espressiva,
ma su questo torneremo, su questo aspetto. Quindi cerco di leggere nel modo più spontaneo, che senza impostazione alla Gassman, con tutto il rispetto per Gassman, però in maniera normale. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. La traduzione della traduzione Buber-Rosenzweig. All'inizio Dio creò il cielo e la terra. La terra però era confusione e disordine, buio sul turbinio primordiale, respiro di Dio vibrante sul volto delle acque. Dio parlò, sia luce, fu luce. La luce Dio vide che era buona. Dio separò tra la luce e il buio. Dio gridò alla luce giorno e al buio gridò notte. Fu sera e fu mattino un giorno. Questa è la traduzione della traduzione. Allora, professor Castangia, raccogliamo le impressioni. Ditemi un po'. Notate differenze? Cosa vi sembra? Che differenze ci sono? Coraggio. Alzate la mano così vi passo il microfono. Sono assunta. Rompa il ghiaccio. Ciò che mi ha colpito è questo. La traduzione CEI parla al pensiero, l'altra è una rappresentazione scenica, teatrale, parla soprattutto ai sensi. Io ho colto questo, fa vedere, fa sentire e mostra delle immagini. L'altro le devi creare attraverso il pensiero. Questo è quello che io ho colto. Sì, grazie. Altre osservazioni? Coraggio. Abbiamo un professore di Pentateuco, non si può non certo. interpellare, Don Roberto. è un po' doveroso. Io devo ripetere quello che ho detto sull'assunta perché anche a me ha dato proprio quella impressione, come se appunto si stesse assistendo ad una scena a teatro. Poi vabbè, da professore mi sono reso conto che loro hanno preso dei termini ebraici che noi traduciamo in un modo, per esempio appunto il verbo chiamare, che può anche voler dire gridare, quindi loro hanno utilizzato gridare, quindi utilizzando un'altra, diciamo così, un altro significato. Il volto delle acque, noi traduciamo superficie delle acque, ma di fatto effettivamente si può tradurre anche volto, così anche quel respiro, il ruach, che è respiro, si può tradurre anche vento, volendo, il vento di Dio, e quindi sì. Sì. Coraggio, Marco? Forza. Altre osservazioni? Certo, qui Luigi, anche qui. Non vedo le mani alzate, alzatele bene così, ecco, Qui in prima fila. prima fila. Non so se come l'ha letta lei, le pause, le sospensioni sono notevoli. E mi sembra che nella traduzione i filosofi vogliano sottolineare l'elemento principale del discorso. Per cui è una lettura ben diversa, intanto nell'esposizione. L'altra è una lettura piatta, normale, che non arriva all'orecchio, ma arriva come quasi una cantilena. L'altra invece mi sembra che voglia evidenziare i punti più salienti, proprio schematizzando le frasi e facendo le pause. E dando, ecco, fu la luce, fu giorno, è molto più immediato, però ci allontana forse un po', non dico
fantastico, che non è fantastico perché la Bibbia non è fantastica, però ha quel ritmo lento, sereno, tranquillo. L'altra invece impone una maggiore attenzione di chi ascolta sulle cose essenziali in realtà. Grazie, sì. Sor Francesca? Ma direi che quello che tu sulla Assunta l'ho provato anche io. Aggiungerei, io ho notato una grande immediatezza, proprio subito, ecco, mostra l'immagine, e aggiungerei anche l'aspetto poetico. Mm. Poetico. Poetico. Senza dubbio la lettura e le pause, questo lo sostanziano. Concordo con ciò che diceva Suor Francesca. A me è venuto in mente questo aggettivo emozionale. La lettura nella traduzione di Buber e del suo collega mi risulta emozionale. Questo però mi porta anche, mentre l'altra, forse perché è molto nota, sembra quasi ascetica, un'oggettività tranquilla ma che non smuove più le corde. Questo però mi porta anche a pensare un'altra cosa che ho pensato durante tutta l'esposizione. Da un lato il dialogo, la traduzione che noi facciamo con l'altra persona e quindi anche con l'altra lingua, anche nel dialogo tra noi. E pensavo a questa cosa che è l'interpretazione. Però se c'è l'interpretazione c'è anche il rischio, cioè il rischio di travisare. Però questo mi ha fatto pensare ancora a un'altra cosa. Una volta ho letto, tanti anni fa, e penso che sia ancora valido, che la parola di Dio è tutta data, ma non tutta capita, perché ogni generazione aggiunge continuamente nuovi interrogativi e trova nella scrittura nuove risposte. Quindi penso che anche questo modo di portare avanti la traduzione faccia parte di questa novità di risposte che ci vengono dalla scrittura. Ma allora questo mi porta anche ad un altro pensiero. Non mi ricordo qual è il termine che è stato dato a proposito di ecco a proposito di Yahweh, e ho pensato l'Emanuele, Dio con voi. E allora è un Dio che se noi continuiamo ad indagare per conoscere meglio la sua parola, cammina Lui con noi, sempre. Grazie. Altre osservazioni, altre condivisioni? Allora, Clara? andiamo, Clara, dai, siamo. Nella seconda lettura ho avvertito un coinvolgimento maggiore dato proprio dalle attese e delle pause. Mhm. Sì. Qui? Ah, anche lì, sì. Grazie. Vorrei che fosse una ripetizione, come diceva Suor Francesca. Io l'ho trovato molto lirico, poetico, anche con le pause. E vorrei dire che la poesia, per invece il dubbio della persona che potrebbe cambiare l'interpretazione, io credo che la poesia, come la musica, come l'arte, è oltre cioè dice qualcosa di più della parola logica e quindi si avvicina di più alla realtà e al senso poetico. E a questo punto vorrei aggiungere, mi spiace non studiare più tedesco perché vorrei leggerlo tutta questa traduzione. Grazie. Grazie, sì. Qui c'era anche Luigi. Da questa parte. Sarò veloce. La prima versione mi sembra una cronistoria, la seconda l'esecuzione di un ordine. Mhm. Sì. Altre osservazioni qui? Qualcun altro? Non voglio forzare nessuno,
Mi vergogno quasi a dirlo, ma io l'ho trovata un po' forzata. La traduzione? La traduzione, Sì. un po' forzata. Cioè questo aspetto emozionale, emozionale, teatrale, un po' forzato. Ok. Io ho avuto un'altra sensazione. Concordo con chi ha rilevato che c'è una sorta di teatralizzazione, no? Però non mi sono sentita tra il pubblico, cioè tra gli spettatori che guardano una rappresentazione. Mi sono sentita alle spalle di Dio, quindi accanto a Dio, no? Al momento della Cioè con creazione. gli occhi suoi, con la sua forza, con la sua determinazione. Mi sono sentita, come dire, alle sue spalle mentre agisce e crea con la parola. Cioè, ho sentito proprio tutta la forza creatrice della parola, però non come spettatrice, ma come, non posso dire collaboratrice, non lo posso dire, però alle spalle come osservatrice dal suo punto di vista. Questa è stata la sensazione. Poi Sì. tutto quello che hanno detto gli altri lo condivido. Grazie, sì. Altre osservazioni? Allora, io ovviamente non è che difendo la traduzione Buber-Rosenzweig, quello che però noto, c'è altre... Ah, certo, certo. Sì, la mia è solo una curiosità. Certo. Rifacendomi alla traduzione di un studioso dell'ebraico antico che è contemporaneo, che è Henri De Luca, lui sostiene che nell'allontanamento di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre siamo abituati a tradurre la famosa frase partorirai con dolore. In realtà lui sostiene, certo che la parola ebraica ha molti significati, però dice non è dolore, è con sforzo. E questa non è come dire, una sottigliezza filologica, perché se ci pensiamo, partorire con dolore fa pensare ad una punizione, ad una maledizione che non c'è nella paradiso terrestre, perché viene maledetto il serpente, non la donna. E allora, invece, con sforzo, come dire, riporta alla tragica vicenda umana dell'uomo, antropologica, e che fa parte dello sforzo del vivere, dell'adattarsi a vivere, pur in un momento di alta importanza esistenziale nel parto. Però da qui ne può discendere col dolore, forse mi sto allargando troppo, una connotazione quasi, come dire, punitiva anche del lato sessuale, se vogliamo, no? L'hai voluto, adesso soffri. E, come dire, questo comporta un sacco di conseguenze e mi fa pensare quanto sia difficile la traduzione della Bibbia, perché da qui discende poi tutto. Allora mi incuriosiva, e questa è un po' la domanda, se è a conoscenza di come questa espressione viene tradotta da Martin Buber. Dovrei andare a verificare. E ovviamente... Conviene comunque stare al tema, altrimenti è chiaro che magari un dibattito lo sviluppiamo alla fine dell'incontro. Quindi cosa si nota? Io noto questo, no? Perché ovviamente immagino che anche altri avrebbero avuto piacere magari di intervenire. Cosa noto? Che la traduzione che ho appena letto, la traduzione della traduzione, fa esattamente quello che hanno pensato Buber e Rosenzweig, cioè provoca. Provoca vuol dire pro voce, cioè chiama in causa la voce dell'altro. Necessariamente, adesso ci sarà un passaggio che vi citerò, necessariamente se io mi espongo con la mia voce, che è la mia voce di Daniele Vinci, necessariamente porto una mia intenzionalità che può a qualcuno non piacere, no? Una la trova forzata, una no, però sta passando attraverso di me. Se io lo dico con gli occhi della mente, a quel punto il discorso è completamente diverso. Io solo alcune cose faccio notare. Guardate, quando dice il testo
quando dice la traduzione di Buber, Gott sprach, Licht werde, Licht warde, sia luce fu luce, sia luce fu luce. Lì dice sia luce fu luce, sia luce fu luce. Cioè il comando di Dio, sia luce fu luce, il comando di Dio accende la luce, è come se la parola di Dio accendesse la luce. Perché la traduzione CEI, ma ovviamente qualsiasi traduzione abitualmente non rende in questo modo, è sia la luce e la luce fu. Vedete, sia la luce e la luce fu. E questo è la luce fu, noi pensiamo sia anche immediata la cosa, ma non è immediato quanto sia luce fu luce. Questa è una cosa. E l'altra, quando dice, come giustamente diceva Don Roberto, Dio gridò alla luce. E qui, guardate, se io sono un lettore, se qui mi dice Dio gridò alla luce, se io faccio Dio gridò alla luce giorno e al buio gridò notte, no, non funziona così. Cioè, vedete, il testo che mi costringe, come si diceva, a Dio gridò alla luce giorno e al buio gridò notte. Cioè, guardate la differenza, ma qui siamo nell'ordine della, come dire, della discussione, del confronto, immagino, no? Della provocazione. La traduzione è Dio chiamò la luce giorno mentre chiamò le tenebre notte, il che fa più pensare a quando io vado all'anagrafe, mi è nato mio figlio, dico come vuole chiamare suo figlio? Io lo chiamo Marcello, no? E come se l'altro figlio lo chiamo Elia, no? Cioè che nome vuole dare? Lo chiamo scritto all'anagrafe, l'ho scritto, no? E quindi chiamo la luce, come la chiamiamo la luce? La chiamiamo giorno. E qui invece è Dio gridò, cioè la differenza è che io mio figlio lo chiamo Marcello, non è che come si chiama? Si chiama Marcello. Tu ti chiami Marcello, io mi rivolgo a te e ti chiamo Marcello, come dice Francesca, come si chiama? Si chiama Francesca, no? Io ti chiamo, cioè vedete la potenza, lavorando sulla... Però ecco, che cosa vorrei dire, mi avvio verso la conclusione, giusto? Che Buber e Rosenzweig qui attivano una modalità di lettura che noi abbiamo smarrito. Cioè di fatto per noi la lettura è fondamentalmente, per noi abitualmente, è un atto visivo, è un atto mentale. Noi abitualmente quando pensiamo a una persona che legge, la pensiamo nel silenzio. Quando una persona sta leggendo, pensiamo, non so, alla biblioteca, in cui io leggo il mio testo e tu devi stare zitto, perché se tu parli mi disturbi mentre leggo. Un esperimento che viene proposto da Hong, che ha studiato questo fenomeno dell'oralità della scrittura, è questo. Se io dessi a voi un testo scritto, no? Io vi do un testo scritto da distribuire, in quel momento, quando lo distribuisco, anche se vi dico non leggetelo, la prima cosa che fate è leggerlo, ovviamente, in quel momento ciascuno di voi diventa silenzioso, c'è un silenzio particolarissimo dell'uomo che legge con gli occhi e diventa come una sorta di monade, cioè è qualcuno che è chiuso in se stesso. Io avrei di fronte a me tanti io che leggono quel testo, non avrei più un noi, avrei tante persone, ciascuna centrata sul proprio atto della lettura silenziosa. Nel momento in cui riprendo la parola e richiamo la vostra attenzione, ecco nuovamente che la parola appella al noi. C'è una distanza enorme che per noi è anche difficile da concepire tra il modo con il quale un uomo dell'antichità, della tarda antichità e del Medioevo, fino all'invenzione della stampa, leggeva e noi. Cioè un uomo dell'antichità e del Medioevo quando leggeva sonoramente. Per un uomo dell'antichità e del Medioevo la lettura era un atto corporeo, integralmente corporeo, tant'è che a Roma e in Grecia si chiedeva allo schiavo di leggere. C'era uno schiavo che leggeva per me. Perché? Perché era ritenuto anche un esercizio fisico, lo faccio fare allo schiavo. Il monaco nel Medioevo era tenuto almeno a mormorare, cioè non poteva leggere con gli occhi, lo poteva fare solo se stava male fisicamente. Era un atto sonoro, tant'è che, forse avrete presente, un famoso episodio nel quale Agostino entra nello studio di Sant'Ambrogio a Milano e lo studio di Sant'Ambrogio era sempre aperto,
Don Mario, lo studio di Sant'Ambrogio era sempre aperto, lui consentiva sempre che, era il vescovo di Milano, no? Consentiva sempre alle persone di entrare e di uscire. Però lui Agostino entra, perché si poteva entrare liberamente per parlare con lui, entra e lo vede che legge, lui dice tacite, cioè silenziosamente. E Agostino è sorpreso, dice: ma come mai? Perché? Perché quest'uomo sta leggendo tacite? Il suo stupore cosa ci dice? Agostino, che vede Sant'Ambrogio che legge con gli occhi, perché? Cosa ci dice lo stupore di Sant'Agostino? Cosa ci dice? Che era una cosa strana, era una stranezza. E dà due spiegazioni che sono significative, emblematiche. La prima è questa, perché se lui leggesse a voce alta chiamerebbe in causa il proprio interlocutore, il quale gli dice: cosa stai leggendo? Me lo spieghi? Per cortesia, caro Ambrogio, me lo spiega quello che sta leggendo? Cosa vuol dire? Che la parola detta sonoramente, come abbiamo visto adesso, provoca. Cioè chiama in causa. Se io leggo sonoramente un testo, la parola detta chiama in causa un ascoltatore, che però non si limita ad essere ascoltatore, perché a un certo punto diventerà lui stesso un parlatore. Da uditore si farà facitore della parola, perché la parola provoca una controparola, cioè una risposta. E questo è il primo pensiero che fa Agostino, cioè, vedete, è la dimensione dialogica di una lettura sonora che viene chiamata in causa. E il secondo aspetto è questo. Lui dice: forse, siccome Ambrogio era cagionevole di salute e quindi aveva anche una costituzione debole, allora voleva preservare il proprio corpo. Anche questo suona stranissimo, cioè che uno non legga in questo modo perché deve preservare la propria salute fisica. Perché? Perché l'atto della lettura era un atto corporeo, integralmente corporeo. Ora, per l'uomo dell'antichità, per l'uomo del Medioevo, la lettura, e Buber e Rosenzweig hanno questa idea in testa, era un atto che coinvolge certamente la vista, perché c'è la vista, ma solo in parte la vista, perché coinvolge l'udito, coinvolge il gusto, e questo a noi suona strano, ma per l'uomo dell'antichità e del Medioevo pronunciare una parola sonoramente significa gustarla. Per noi suona come una metafora, cioè gustare una parola, vabbè. Per loro no, perché se uno è abituato a dire quella parola al palato, vedete, noi distinguiamo il fatto che con lo stesso organo mangiamo e parliamo. Per l'uomo dell'antichità e del Medioevo l'atto era unico. Quindi il gusto, l'olfatto, cioè il sentire il profumo delle parole, e il tatto, e in generale la corporeità. Quindi la totalità della corporeità dell'uomo era chiamata in causa. Ecco, Buber e Rosenzweig hanno in mente di riattivare attraverso una lettura sonora, di riattivare una visione integrale dell'uomo, dove l'uomo non è soltanto una mente che pensa da una parte e un corpo dall'altra, ma è insieme mente e corpo. Cioè loro hanno in mente quel termine che citavo prima, che è il termine che l'ebraico usa per dire anima, che è nefesh. Come voi saprete, ce lo insegna il professor Castaggia, nefesh vuol dire gola, vuol dire respiro. Cioè l'anima biblica è un'anima che respira, quindi è un'anima che parla, quindi è un'anima che prega. È un'anima, vedete, siamo lontani dalla psiche, dall'idea greca di anima. Nel discorso della montagna Gesù dice: non preoccupatevi per la vostra vita, che cosa mangerete, che cosa berrete. Letteralmente è: non preoccupatevi per la vostra psiche, quindi per la vostra anima, che cosa mangerete, che cosa berrete. A noi suona strano, perché non preoccupatevi per la vostra anima,
che cosa mangerete, che cosa berrete. Vedete, non funziona, perché dietro psiche c'è nefesh, cioè non preoccupatevi per la vostra vita, per il vostro respiro, perché è colto come un'unità. Quindi la traduzione di Buber e di Rosenzweig della Bibbia ebraica è una traduzione che ha in mente una visione dell'uomo rinnovata, una visione dell'uomo integrale, che lo coinvolge e lo colloca nel qui e nell'ora. E vado a concludere con una citazione di Buber che dice: noi crediamo che in ogni epoca la nostra così come quelle passate, che ogni epoca la nostra così come quelle passate si trovi di fronte alla parola con la P maiuscola diventata nella Bibbia scrittura in modo estraneo, distante, ostile. Ma crediamo anche che questa stessa parola mantenga in ogni epoca la forza di afferrare quanti le prestano un ascolto obbediente. Quindi mantenga in ogni epoca la forza di afferrare quanti le prestano un ascolto obbediente. Ascolto è... no? Il tempo è passivo, la parola è attiva. Preservare la parola, metterla sotto vetro o tutt'al più volerla semplicemente portare attraverso il tempo è bestemmia. La traduzione è il contrario di questo, ovviamente, no? La parola vuole parlare ad ogni tempo e quindi anche a questo tempo. In ogni tempo, nonostante ogni tempo. Noi, cioè Buber e Rosenzweig, non sappiamo se essa, la parola, prenderà la nostra opera di traduzione a suo servizio, cioè non sapremo quale sarà il frutto della nostra opera, non lo sappiamo. Dobbiamo badare ad una cosa soltanto, esserle fedele. Grazie. Ecco, grazie tante professor Vinci per questo contributo. Ecco, mi ha colpito in modo particolare quest'ultimo passaggio, cioè anche mi ha colpito in modo particolare perché alla luce della coscienza ebraica, che è meno intellettualista di noi, cioè la lingua stessa, la lingua ebraica, è molto concreta. I concetti sono talmente densi che sono oggetti, sono cose talmente densi. Appunto, proprio poco fa professor Vinci faceva faceva l'esempio del termine nefesh, che vuol dire vita, spirito, anima, a seconda del contesto, ma in senso letterale vuol dire gola. Così come il termine che noi indichiamo per gloria, così mistico, così spirituale, a ben vedere vuol dire fegato, così. Kavod. Keved vuol dire fegato, la stessa radice praticamente. Quindi. Ecco, perché appunto, ma c'è una logica anche in questo, cioè il fegato è l'organo più pesante che abbiamo. Che cos'è la gloria di Dio? Non è qualcosa di evanescente, è il peso di Dio nella storia. Cioè Dio è glorioso perché ha peso nella storia. Ecco, quindi e mi colpiva da questo punto di vista proprio questa sottolineatura sul fatto che la parola è pervasiva ed è capace di abbracciare l'uomo, cioè uno, per cui il più israelita si rende conto a un certo punto che non è che lui possiede la parola, ma che è la parola che piano piano lo sta possedendo. E l'appartenere a Dio è uno spossedersi, un venir meno del proprio possesso, la propria autodeterminazione per rendersi disponibile a Dio.
Ecco, se magari può approfondire questa questione sulla, appunto, della la parola come ciò che mi possiede, non è che io possiedo la parola, ecco, mi sembra che quel suo passaggio vada proprio in questa direzione, se ho capito bene. Sì, nel momento nel quale c'è anche una compromissione nella lettura a voce alta, cioè nel momento nel quale io leggo sonoramente sono qui e ora, cioè una lettura puramente oculare è una lettura temporale, fuori dal tempo, fuori dal luogo. Una lettura sonora invece è una lettura che mi colloca nel tempo, nel qui e nell'ora ed espone, in questo senso è anche una sorta di incarnazione della parola, cioè espone la mia corporeità. Noi tendiamo a rimuovere la corporeità. All'atto della lettura, io preparando questo intervento sono andato a vedermi diversi testi di teoria della lettura, per esempio anche Umberto Eco, e anche testi di psicologia della lettura. E colpisce per esempio un testo di psicologia della lettura in cui voi sapete che nella psicologia e nei trattati di psicologia c'è sempre una parte di fisiologia, cioè una parte del corpo. E quindi dicevo, vediamo questa parte del corpo qual è? Un manuale di psicologia della lettura. La psicologia della lettura di questo manuale, un manuale recente, era l'occhio e la pagina. Tant'è che l'obiettivo era la lettura veloce. La lettura veloce, forse qualcuno di voi la conosce, la pratica, è una lettura che cerca il più possibile di limitare i colpi dell'occhio e di limitare il più possibile quella subvocalizzazione, cioè il fatto che io quando leggo tendo a dire quello che sto leggendo. Il problema della lettura veloce, se voi la praticate, è che si può praticare con testi di immediata comprensione. Per esempio un articolo di giornale, Mario Girau mi spieghi, però con gli articoli di giornale si può praticare la lettura veloce, ma con una poesia, con un romanzo no. Cosa intendo dire? Intendo dire che per Buber Rosenzweig era fondamentale questo elemento di incorporare la parola nel qui e nell'ora attraverso anche il rischio che io ho corso di esporre la mia corporeità, perché nel momento nel quale, che cos'è che mette in difficoltà il lettore quando legge? È il fatto perché è imbarazzato, perché emerge la sua persona, nella sua interezza e anche nella sua corporeità, cioè il senso del pudore. E qui invece è uno spingerti ad uscire, no? Adamo dove sei? Cioè, quindi in questo senso è un portare, costringere l'uomo a collocarsi attraverso la parola nel qui e nell'ora, attraverso, vedete, la dimensione dialogica è che io leggendo la parola, non solo visivamente, ma anche sonoramente, convoco me stesso innanzitutto, sento me stesso, quindi sono uditore di me stesso, convoco un tu che mi ascolta e c'è anche un noi, cioè una dimensione anche comunitaria e ovviamente c'è un rivolgersi a colui che di questa parola è l'ispiratore. Grazie, ci sono domande, ecco. Comunque mi veniva in mente poi mentre il professor Vinci replicava che gli ebrei pregano muovendo tutto il corpo, inclinano la schiena, muovono la testa, la fanno oscillare proprio perché nella preghiera che è appunto parola sacra rivolta a Dio, l'uomo è coinvolto con tutto se stesso davanti a Dio. Prego. Grazie. Allora, io premetto che sono un po' confusa. Mi scuso, forse perché sono arrivata in ritardo e ho perso la parte iniziale. Avrei proprio bisogno di aiuto. Nella mia formazione professionale, io sono insegnante di lettere, ricordo di aver tenuto l'esame di filologia romanza e quindi ricordo che l'umanesimo ha introdotto l'esegesi bibblica, cioè l'attenzione al testo filologicamente corretto. Allora, io mi chiedo, tra le due versioni, la CEI e la seconda,
Cioè, non dovrebbe prevalere più la fedeltà al testo originario e secondariamente faccio l'interpretazione? Perché, voglio dire, io sono confusa, nel senso che la seconda lettura non mi è piaciuta nell'intenzionalità dell'autore, perché a mio avviso non rispetta, a mio avviso, ecco, non rispetta la fonte originaria. Mi chiedo scusa se sto dicendo delle assurdità. Chiedo aiuto, cioè io non andrei a leggere quella seconda versione. Allora, le dirò questo, che non solo non è così, ma è esattamente il contrario. Cioè, come diceva Don Roberto, se uno ha presente l'ebraico, quando sente la traduzione di Buber-Rosenberg, vede il testo originale. Per esempio, noi diciamo, in principio di creazione c'era, la terra era informe e deserta, la terra era informe e deserta. L'originale dice Tohu Vabou, filologicamente, Tohu Vabou, e loro che non è semplice da tradurre, giusto Don Luigi? No, è un'APA, Esatto. è un problema E loro testuale. traducono esattamente il suono e diventa Irsal un Virsal, che io ho cercato di dare con confusione e disordine. Cioè, la traduzione Buber-Rosenberg è esattamente il contrario, è una traduzione che fa andare verso l'originale ebraico, in cui io sento l'originale ebraico. L'onomatopea. Forte l'onomatopea. Cioè, loro sono estremamente attenti a far sentire l'originale ebraico. Questa viene usata? Ma mi scusi, questo è esattamente il tema della traduzione, cioè nel momento nel quale lei ha un testo originale che traduce in una lingua che non è quella, di necessità deve fare delle scelte, quindi se lei prende un'altra traduzione, la traduzione, non so, della interconfessionale, troverà una traduzione diversa, cioè a seconda delle scelte traduttive avrà la Bibbia, anche la Bibbia CEI ha conosciuto delle altre, non c'è solo una possibile traduzione, cioè nel momento nel quale c'è un originale, l'ebraico o il greco, che io devo rendere in una lingua che non è l'originale, necessariamente devo fare delle scelte. Le scelte sono discutibili, certamente sì, ma possono essere discutibili a partire da un fondamento nell'originale. Ecco, il fondamento nell'originale nel testo di Buber c'è. Chiaramente siamo aperti, non è che questa è la traduzione giusta. Quella di Buber non è la traduzione giusta. Certamente non si può sostenere. È una traduzione che provoca, mi pare che lo stia anche facendo, che provoca un uditorio. Ma certo, io non mi permetterei mai di dire è superiore alla traduzione CEI, a parte che è da vedersi una traduzione del genere se è liturgicamente utilizzabile, per esempio, perché la traduzione CEI è pensata anche per un uso liturgico, quindi io non metterei un out-out tra una traduzione sì e una traduzione no. Cioè anche la traduzione CEI può essere oggetto. Cosa dici? Ma innegabilmente, certo. Sì, sì, sì. Grazie, infatti è quello che le stava dicendo, un uso liturgico, considerato che è quella il canale principale per cui i laici si accostano alla parola, non per passione teologica, ma andando in chiesa la domenica e ascoltando i sacerdoti. Ecco, anche l'uso liturgico allora di queste versioni, come mai non viene adottato, cioè se è ancora più fedele all'originale? Voglio dire, perché non veicoliamo questi messaggi importanti in modo capillare? La ringrazio. Posso dire una cosa su questo? Certo. Allora, una traduzione liturgica della Bibbia ha altri interessi, cioè che interessi ha? Cioè una sapienza pastorale per cui si dice nelle mani negli sono bene. Proviamo questo. Questo. Ecco, e dicevo, che interesse ha una traduzione liturgica? Innanzitutto, possibilmente i problemi testuali.
perché giustamente se sto pregando, se sto ascoltando nell'assemblea domenicale la Bibbia, è evidente che non sto facendo filologia o critica testuale. Quindi, ma traduzioni un po' più ricercate magari sono più aderenti al testo. Qual è in realtà quella di Buber? È più aderente, è un calco, aiuta di più a capire come funziona l'ebraico. Quindi se c'è differenza, quella di Buber è più vicina all'ebraico rispetto alla Bibbia CEI, ma appunto ha un altro interesse, ha un interesse appunto nel far comprendere come più o meno funziona il testo originale. Dico più o meno perché è evidente che il tedesco e l'ebraico sono due lingue molto diverse, come mentalità innanzitutto, oltre che evidentemente come origine. Chi c'era? Prego. Buonasera. Buonasera. Chiedo un chiarimento perché io sono adesso un po' confusa riguardo a questa rispondenza maggiore di questa traduzione rispetto all'originale, però mi chiedo se quella della CEI invece non dia maggiore giustizia alla figura del creatore, perché questa traduzione dei due filosofi è come se fosse asettica rispetto a chi è il creatore, perché anche in questa facoltà io ho imparato che il nostro creatore non è il motore universale che ha dato origine a delle cose con un comando, ma è il Padre che ci ha chiamato alla vita, è il Padre che entra in relazione con le sue creature. E questo mi ha reso forse di più, anche se non immediata, però di maggiore comprensione in una traduzione che, appunto come quello dell'inizio della Genesi, dice chiama la luce e la luce fu, in qualche modo dando soggettività anche alla creatura e non semplicemente origine in modo meccanicistico. Chiedo scusa se magari sono un po' indietro rispetto a questa è una provocazione che lei aveva chiesto all'inizio, adesso sono tornata indietro su questo, però è una cosa che è una sensazione che ho avuto, questa dell'immediatezza del comando che spersonalizza la creatura, mentre il nostro Dio Padre entra in relazione con la sua creatura chiamandola all'esistenza. Grazie. No, prego. Facciamo sì. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto la ringrazio per la trattazione estremamente interessante. Mi scuso se le chiedo di tornare su una cosa che ha già detto, ma mi spinge veramente la necessità di capire. E sul primo esempio che ha fatto sul nome di Dio, il sacro tetagramma, e il fatto che nel nome è compresa la necessità che noi cerchiamo, che noi andiamo verso Dio, no? E lo cerchiamo, se non ho capito male. Però non sono sicura di aver capito il passaggio tra la traduzione scelta da Buber, quindi se non ho capito male, io sono colui che sarà presente nel modo in cui sarò presente, Sì, giusto? sì, così, sì. E la spiegazione che lei ha dato, le sarei veramente grata se me lo potesse rispiegare perché mi ha molto colpito. Certo. La ringrazio. Sì, loro interpretano il Esodo 3,14 come innanzitutto un Dio che si dice vicino a te. Io sono accanto a te, io ci sono. Sono presente, sono qui con te. Ed è la prima cosa, per quello che lo diceva, è un popolo che è in difficoltà, che dice io sono qui con te, ma sono presente nel modo in cui io sono presente. Questo significa che la mia presenza tu non la puoi possedere, non è di tua proprietà, cioè mi devi cercare nella presenza. E questo, cosa le posso dire? So, però loro la interpretano in questo modo qui, è una presenza che viene assicurata
che però sulle quali non posso mettere le mani, ma che di volta in volta mi chiede di cercarlo, dove? Magari nella domanda che lei mi ha fatto in questo momento, magari in un gesto che mi viene chiesto di compiere, magari nel povero, magari nello studente che viene, magari la presenza è lì, ma in che modo? Quella non è il mio possesso, quindi è una presenza che si sottrae all'idea che possa diventare mia. In questo senso era questo, cercavo. Qualche altra domanda, reazioni? Ecco. Ha suscitato reazioni questa risonanze. Sor Francesca, cosa dici? Solo un contributo che ci diede anni fa Massimo Giuliani parlando della traduzione. Io non posso dimenticare, tradurre e anche tradire. Certo. Questo mi è rimasto come un insegnamento, direi, di base. Ecco. Certo. E poi a proposito del nel libro di Patrick Lévy, il cabalista, lui parla appunto, è un dialogo con un maestro ebreo e questo maestro si arrabbia perché noi lo traduciamo io sono, no, io sarò, perché neanche, adesso esagero, neanche Dio lo sa, il futuro. È importante per me. Sì, c'è questo... Posso reagire così subito? Il mio professore di ebraico al biblico, che era tra l'altro americano, quindi parlava inglese, traduceva almeno il significato di questo famoso o di questa famosa frase "is not your business", cioè non sono affari tuoi in italiano, cioè come se dicesse a Mosè: chi sono io? Non sono affari tuoi, cioè che cosa sto a spiegare chi sono io? Io sono colui che sono. Comunque, scusate, chiusa parentesi. Sì, traduttore e traditore, questo è un gioco che si fa in tutte le lingue, in italiano, traduttore e l'ho trovato in tutte le lingue, traduttore e traditore. Per questo io vi invitavo, se ne avete l'occasione, a praticare la traduzione. Voi provate la traduzione e vi renderete conto, professor Castangia, cosa dice? E vi renderete conto che in certe occasioni dovete andare a destra oppure a sinistra e non potete andare a destra e a sinistra insieme, non potete. Dovete andare a destra o a sinistra. Se siete andati a destra, perché non siete andati a sinistra? C'è quella famosa storiella ebraica, forse la conoscete, così, sdrammatizzo un po', che dice della mamma che regala al figlio, conoscete? La mamma Yiddish Mame che regala al figlio 2 cravatte, la cravatta bianca e la cravatta nera. Il figlio, qualche tempo dopo, va indossando la cravatta nera e lui la guarda e dice: e la cravatta bianca non ti è piaciuta? Così anche il traduttore: e perché non hai tradotto così? E se traduco così, e perché non hai tradotto in quel modo lì? Però è un esercizio fondamentale della traduzione, è un esercizio fondamentale. Aspetti. Sì, ma così rende partecipi anche gli altri. Invece in questo modo sta parlando solo col relatore. Siamo nella filosofia del dialogo, quindi è importante questa attenzione. A proposito di traduzioni, volevo sapere se è stata poi tradotta in italiano. No, Ecco, questo... sì. No, non è stata tradotta in italiano e tra l'altro vi dirò, ma siamo in conclusione, Luigi, che Buber fu fortemente criticato perché terminata la seconda guerra mondiale lui decise di portare a termine l'opera di traduzione e i suoi amici ebrei gli dissero: tu non puoi tradurre il testo ebraico in tedesco. Voi sapete che c'è stato prendete il processo Eichmann, non so se avete avuto occasione di seguirlo. Il processo Eichmann a Gerusalemme, Eichmann parlava tedesco, Eichmann era un nazista, fu processato a Gerusalemme, lui parlava in tedesco, tutti capivano il tedesco, perché tutti quanti capivano il tedesco, ma cosa facevano? Traducevano tutto quello che lui diceva in ebraico, perché nessuno voleva parlare il tedesco. Perché? Perché era stata la lingua dello sterminio. Buber, di fronte a questa accusa che è pesante, cioè ma perché tu continui a tradurre questo, perché vuoi portare a compimento quest'opera
nella lingua nella quale sono risuonati i comandi nazisti. E lui ha dato questa risposta: è proprio adesso che la lingua santa deve risuonare come una sorta di purificazione nella lingua tedesca. Vedete, è esattamente quello che diceva prima, cioè la parola con la P maiuscola deve risuonare in questa parola in tutta la sua miseria, che è la parola dell'uomo. È proprio nella miseria della parola umana che deve risuonare la parola con la P maiuscola. A proposito delle traduzioni, allora io vorrei chiedere, il testo adottato dalla Chiesa romana, cattolica, eccetera, è quello della Vulgata? E perché esiste una Bibbia con l'imprimatur e un'assenza? E qui passerei la parola al biblista. Allora, la traduzione CEI del 2008, così come quella del 1974, sono entrambe tradotte dai testi originali. Cosa significa? Quindi il Nuovo Testamento e alcune parti dell'Antico, come il Libro della Sapienza e il Siracide, sono tradotti dal greco. La cosiddetta Bibbia ebraica, quindi tutto ciò che è tradotto, tutto ciò che è stato scritto in ebraico o alcune parti, alcuni capitoli in aramaico, sono tutto tradotto dai testi originali, cioè, o ebraici o greci o aramaici. Le traduzioni liturgiche sono tutte fatte sui testi originali. Non ci sono traduzioni dal latino. Esattamente il contributo di professor Vinci di stasera è proprio questo, che tradurre una traduzione. Già tradurre da un testo originale è problematico. Tradurre da una traduzione è ancora più problematico. È se vogliamo, un tradire un testo già tradito. Quindi mi spiego, quindi diventa ancora più ci si allontana mano a mano dal testo. Va bene? Il testo greco e latino alla Sì, di cosa? Di quale Bibbia? Del Nuovo Testamento? Dell'Antico? Sì. latino, dall'ebraico, da quello che sia, il testo che viene dato, che noi compriamo dalle Pauline, eccetera. Testo della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. È quello che le ho detto. Allora, dalle rispettive... allora, la Bibbia non è scritta in una lingua, no? Una sola. La Bibbia è stata scritta in 3 lingue, le dicevo. Il Nuovo Testamento in greco, tradotto dal greco, l'Antico Testamento dal greco, dall'ebraico e dall'aramaico. Quindi, le ripeto, sono stati scritti, tradotti dai testi originali. Non c'è un testo che media la Vulgata di Girolamo in questo caso. L'imprimatur è quello che dà la Chiesa, cioè la Chiesa ufficiale, il Papa e chi per lui, dà un imprimatur di questo è un testo autorevole, quindi si può usare come testo liturgico. Beh, sono testi, per esempio, in la traduzione ecumenica della Bibbia, la Tob, in francese intendo, l'edizione francese, sono testi non approvati dalla conferenza episcopale francese o tedesca, quello che è, insomma, o italiana, che non passa direttamente da un'autorità ecclesiastica, ma questo non significa che la traduzione non è buona o non serve, in questo senso. Bene, io ringrazio tanto professor Vinci con un ultimo applauso perché... Grazie a voi. Ringrazio tanto perché ci ha tenuti sino ad ora, sino a questo momento, quindi significa che insomma la capacità comunicativa e i contenuti innegabilmente c'erano. Do 2 rapidi avvisi. Allora, è possibile acquistare il
testo, leggere la Bibbia, che non sono altro che gli atti, non è altro che gli atti del corso. È un modo che noi abbiamo per autofinanziarci. Il testo costa 10 euro e ci vediamo, il prossimo appuntamento sarà questa domenica in parrocchia Sant'Eusebio per un incontro di Natale sul prologo del Vangelo di San Giovanni e parlerà professor Antonio Pinna, che è stato tra l'altro docente qua di San Giovanni, quindi siete tutti invitati. L'ultima cosa, trovate nella locandina, che trovate anche qua all'ingresso, un QR code per iscrivervi al nostro canale WhatsApp, dove mettiamo tutti i video, ci sarà anche il video del professor Vinci. Questo incontro è stato registrato nel canale YouTube della Facoltà Teologica, quindi vi invito anche a iscrivervi a questo canale dove trovate tutti i nostri video, e anche al canale WhatsApp, dove poi posteremo tutti i link degli incontri. Grazie ancora della partecipazione, buona serata.